Eccoci qua. Eccoci. Beh, adesso vi aspetto. Aspetto io a voi. Come è giusto che sia. Va benissimo. Ci ascoltiamo un po' di musichina nel frattempo che arrivano tutti quanti. Iniziate a farvi sentire in chat chi c'è. Scrivete. Date un segno della vostra presenza. E ovviamente ricordatevi di mettere mi piace alla diretta. Tu. Ecco Sporticus. Grande. Un saluto a Lorenzo di Sporticus, a tutti gli amici di Sporticus. Un saluto, mi raccomando, andate anche da loro a mettere un mi piace e a lasciare un'iscrizione anche nel canale di Sporticus. Ci tenevo anche a ringraziare, a salutare gli amici di Vikings Club Danimarca, quindi a Andrea e tutti gli amici che seguono dalla Vikings Club Cagliari Calcio Danimarca. Andate anche a seguire loro, andate a lasciare un mi piace alla loro pagina Facebook, che veramente portano i colori del Cagliari anche nei paesi nordici, quindi anche da loro bisogna dare supporto, perché loro al Cagliari il supporto lo danno sempre. Quindi di che cosa parliamo oggi? Come scritto nel titolo, parliamo di Juventus Cagliari, parliamo dello stadio e tiriamo un po' di somme sull'operato di Davide Nicola, no? Quindi, la prima domanda che vi faccio, e adesso ve la metto anche a schermo, visto che lo posso fare. Intanto andiamo a sfumare un po' la musichina. Così. Dovrebbe sentirsi bassa, 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 bassa. Quindi, dicevamo, adesso andiamo a prendere il primo argomento del giorno. E quindi, topic. Vabbè, carattere adesso non ci interessa. Quindi andiamo a vedere qual è il primo argomento che tra. Buonasera Sergio. Qual è il primo argomento che trattiamo oggi? Partiamo da Juventus Cagliari 1-1. Quindi facciamo così, così, così. Gli mettiamo un bel contornino in nero. Torno del testo mettiamo anche 5. Ok. Non mi ha preso il contorno, però va bene.
Questo non mi ha preso il colore. Così. Adesso lo sistemiamo, poi ve lo faccio anche vedere. Ciao Massimo, ciao Alessandro, bentornati. Ormai siete abbonati mi sono abituato alla vostra presenza nelle mie live. È sempre un piacere, sempre un piacere. Ci facciamo una bella chiacchierata anche oggi. Allora, vediamo un po'. Sto preparando intanto il primo argomento da trattare oggi. Che è questo qua. Sarebbe piaciuto farlo un po' più bellino, però vediamo se si può fare. Sì che si può fare, ecco qua. Benissimo, benissimo. Quindi, primo argomento. Juventus Cagliari 1-1. Signori, che partita avete visto? Che cosa vi è parso? Ovviamente l'arbitraggio ha sempre il suo grande fascino nel parlare quando si deve parlare di una partita, specialmente quando si tratta di partite contro squadre contro le big. Il tema arbitri è sempre caldo, quindi ditemi un po' cosa vi è sembrato, cosa scrivetemi nei commenti un po' che cosa vi è sembrata la partita del Cagliari, sia dal punto di vista dell'atteggiamento, il risultato, Nicola come si è comportato, poi parliamo anche dell'arbitro ovviamente, parliamo anche dell'arbitro, dell'arbitraggio, parliamo della Juventus che stanno ancora piangendo, incredibilmente stanno ancora piangendo perché veramente è ridicolo il fatto che stiano piangendo. E come puoi piangere per una partita in cui il rigore te l'hanno un Cagliari bravo a graziare la superbia della Ruva. Hai ragione Alessandro, bravo a graziare. Siamo stati sfortunati perché se Robert l'avesse messa dentro quei 3 punti ce li portavamo a casa, eh. Quei 3 punti erano nostri e non ce li toglieva nessuno. Perché non... Cioè, la Juventus dopo il rigore ha sbarellato completamente. Peggio ancora dopo l'espulsione di Conceição. Che io ho un'opinione diversa da molti per quanto riguarda l'espulsione di Conceição. Però la Juventus è uscita proprio fuori di testa. Fuori di testa. Anzi, ha iniziato a sbarellare forse dopo il gol che ha fallito Vlahovic. È proprio lì forse che ha iniziato a sbarellare completamente, a non riuscire più a impostare gioco. Non è più riuscito proprio a imporsi come, diciamo, aveva più o meno fatto per tutta la partita. Quindi sì, decisamente. Ma siete soddisfatti voi della prestazione, di come è stata messa la squadra in campo? Io personalmente, la mia, l'ho detto nel video, però sono soddisfatto della... Tanti complimenti ho sentito per Robert, però è stato tanto in difficoltà come terzino, non so quanto mi piaccia, a meno che dall'altro lato non hai qualcuno che spinga di più, un po' come faceva Maran. Allora, Robert esatto, ha un piede ben educato, può essere decisivo, può essere incisivo anche in fase offensiva, il che non è da sottovalutare. Ha un ottimo scatto, ha buona gamba, però comunque ieri in difficoltà, penso che chiunque, qualsiasi giocatore, qualsiasi terzino sia in difficoltà con davanti un giocatore del calibro di Francisco Conceição. Cioè era un cliente scomodissimo e Obert ha fatto una buonissima partita. Infatti è per quello che ho dato tanti meriti a Nicola per aver messo Obert e sulla stessa fascia aver messo anche Augello più avanti. Perché un giocatore come Conceição
ehm, è difficile da tenere se sei da solo e se non hai un qualcuno che ti raddoppia. Infatti la grande intuizione di Nicola è stata mettere Augello nella stessa faccia. Ciao Ale Peddis, ho un bot molto fiscale, quindi le emoji, forse te ne fa mettere una solo o due, comunque poi lo sistemerò, comunque darò un po' più di manica larga al bot per evitare di bloccare i messaggi con le emoji. Comunque, la maggior parte degli Juventini stanno diventando di un provincialismo assurdo, dei peggiori napoletani. Cioè, i Juventini, i tifosi Juventini in questo momento non è che stanno diventando provinciali, cioè non stanno puntando a diventare dei provinciali, è che praticamente la Juventus si stava comportando da provinciale. Allora, adesso degno dei peggiori napoletani, vabbè, i peggiori napoletani, hai detto bene, perché poi i napoletani ci sono anche quelli che non sono anche quelli che non sono da buttare via, mettiamola così. Eh, E quindi no, sì, la Juventus si è comportata da provincialotta ultimamente perché non ha più avuto quella, diciamo, quella forza, quella grinta, quella posizionamento in classifica, risultati in campionato che la portavano ad essere una big. Stava comportando ultimamente da medio grande, specialmente l'anno scorso. L'anno scorso la Juventus si è comportata da medio grande, non da big. Quindi anche quello ha un po' portato discontento, ha sportato un po' di scontento nella tifoseria. È normale che poi i tifosi che sono abituati a vedere una Juventus vincente, eccetera, poi si attaccano a tutto pur di far valere la loro posizione. Quindi, ma il tifoso juventino, diciamo che è uno dei tifosi, una della categorie di tifosi italiani che ha più il prosciutto sugli occhi di tutti gli altri. Quindi, cioè, sappiamo di che cosa stiamo parlando. Poi Sergio ci scrive: si sa la parola d'ordine della Juve, parlare di altro e non della partita. L'unico modo per non permettere ai tifosi di criticare la squadra, esclusivamente operazioni di marketing. Sempre, ma sempre. Ma la Juventus poi con il loro motto, la loro diciamo idea, il loro mantra che è fino alla fine vincere tutto quello che conta, eccetera. Quando poi si ritrova a fare figuracce come è successo col Cagliari, perché quella che ha fatto col Cagliari la Juventus è una figuraccia. È normale che poi rosicano e si attaccano a ogni cosa pur di... Cioè hanno avuto addirittura il coraggio di attaccarsi all'arbitraggio, nonostante abbiano avuto un rigore che al regolamento attuale lo dai, ma moralmente non lo dai mai. Mai. E hanno avuto anche il coraggio di esagerare nelle proteste per esagerare nel contestare l'espulsione di Conceição. Ma allora, ragazzi, ad essere fiscali, ehm, l'espulsione per Conceição ci poteva stare. Però cioè, siamo sinceri, se l'è presa sul personale l'arbitro, per quello l'ha buttato fuori. Io non sono molto d'accordo sull'espulsione di Conceição dell'espulsione di Francisco Conceição. Non sono molto d'accordo. Ehm, Cosa è successo quando è stato munito Mina? Che ha fatto? Niente, ha solo diciamo sbeffeggiato la curva, ha fatto dei gesti verso la curva e che se non sbaglio era questo qua il gesto. Cioè non riesco neanche a farlo, immaginai sì. Così tipo ha fatto una cosa del genere ed è stato ammonito perché tipo ha, come si dice, è andato a esultare sotto la curva e ha un po' eh, provocato. Era un'esultanza provocatoria, per questo è stato ammonito. Ma poi il cambio modulo per aver dato nuova linfa alla squadra. Sì, più che altro ha dato più equilibrio alla squadra. Ed era il problema del Cagliari era dietro. Era dietro. Perché il 3-4 o il 3-5 non stava funzionando. Cioè il 3-5 in linea, chiaro.
o il 3-4 in linea, cioè 3 difensori e 4 centrocampisti in linea, non stava funzionando. Devo alzare l'audio poco a poco, certo. Lo alzo direttamente dal microfono, dai. Ok, dovrebbe andare meglio così. Intanto diciamo che così questo lo chiudiamo, lo zittiamo. Ok, meglio l'audio? Allora, il cambio modulo pare sì. Sì, perché il problema... lo so Ale, lo so. Fai da bravo. Ehm, Dicevo, sì, il cambio modulo sì, perché una difesa 4 sai... dai comunque più... Cioè, per il gioco che voleva fare Nicola, per gli interpreti che aveva la difesa 3 non era sufficiente. Nel senso, una difesa 3 con una squadra che si scopre così tanto in fase offensiva è troppo rischioso e l'abbiamo pagato le conseguenze. Infatti Nicola poi è tornato sui suoi passi. L'avrà capito in ritiro, l'avrà chiamato Ranieri, non lo sappiamo. Però fatto sta che la difesa 4 sta funzionando. Il ritiro, dice Ale Peddis, è servito più a Nicola che ai giocatori. Ha messo i giocatori al posto giusto. Bravo mister, giustissimo, giustissimo. Che era la cosa che è sempre la miglior medicina per una squadra in difficoltà, cioè mettere ogni giocatore al suo posto. Perché così non la sbagli mai. Ognuno sta nel suo posto, magari fai un piccolo passo indietro sul gioco, sul nuovo gioco che vuoi proporre, però ottieni più risultati. E poi il gioco che vuoi proporre lo continui a praticare, lo continui a limare e a sistemare gradualmente in settimana. Però nel frattempo inizi anche a portare un po' di punti a casa, che sarebbe l'ideale, no? Poi l'audio l'ho alzato. Il Cagliari ha fatto una gara quasi perfetta. Le scelte di Nicola impeccabili, dice Gianfranco Pes. Ciao Gianfranco, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Grazie per aver commentato e per essere dei nostri. Una gara quasi perfetta. Beh, ni. Io dico ni perché comunque ci sono state delle sbavature che ovviamente ci possono stare all'interno all'interno di 90 minuti delle sbavature ci possono stare. E stavi giocando contro la Juventus, che comunque è una signora squadra. Tanto di cappello la Juventus, cioè una squadra che ha 100 milioni da investire sul mercato vuol dire che ha fatto una squadra decente, no? Eh, allora, si può dire che il Cagliari ha fatto un'ottima partita guardando anche l'avversario che aveva di fronte. Da quel punto di vista, sì, il Cagliari ha fatto un'ottima partita. Su quello sono d'accordo. Partitone. Però se lo guardi oggettivamente, la prestazione del Cagliari poteva essere ancora un po' più attenta. Attenta, ovviamente riferito a certe disattenzioni. Mi riferisco come per esempio ai rischi che hanno corso Macumbu, Obert, De Iola diciamo nell'arco della partita, perché Obert e Macumbu hanno rischiato parecchio subito dopo aver subito il primo gol. De Iola ha rischiato un po' a fine partita, ha speso anche un cartellino giallo. E queste disattenzioni possono costare caro. Quindi, sì, comunque, sì, quasi perfetta, sì, sì, sì. Le scelte di Nicola sicuramente giustissime, sì, sì, condivido in pieno. Le scelte di Nicola sono state perfette, perfette, perfette. Anche il fatto di togliere Viola e far entrare Gaetano in quel preciso momento ha dato... e poi è entrato anche Luvumbo al posto di Augello in quel frangente. E era il momento giusto per portare il Cagliari a una pressione maggiore, portarlo verso un po' più fuori, che la Juve stava iniziando a calare. E il risultato qual è stato? Ok, Thiago Motta è corso ai ripari perché ha inserito McKennie sulla fascia di Luvumbo, quindi vuol dire che Thiago Motta ha avuto paura e questo ha dato ancora più fiducia al Cagliari, che ovviamente poi alla fine abbiamo visto com'è andata la partita. Ehm, Poi Alessandro Nacarato ci scrive che ora sarebbe... ok, abbiamo un piccolo problema di bitrate. Sono tornato? Ok, sono tornato. L'audio dovrebbe essere comunque arrivato. Comunque, sarebbe ora di far felice Pulli anche a casa sua. Io direi di sì, che forse è il caso. Ehm, quindi
sarebbe il caso anche di vincere in casa. Contro il Torino, un Torino che... Vabbè, ne parliamo dopo di Cagliari-Torino. Ne parliamo più avanti. Quindi, Piccoli egoista? Piccoli è un attaccante, signori. L'attaccante è per natura egoista. Cioè, se l'attaccante vede la porta, tira. Poi in mezzo c'era Zappa, in quell'occasione purtroppo abbiamo perso l'occasione di farlo al primo tempo. Però un attaccante vede la porta, specialmente se ti trovi nella posizione in cui, cioè ti trovi nella stessa situazione e posizione in cui la giornata precedente hai segnato, è ovvio che ti fa ingolosire da lo rifaccio uguale. Nella testa del giocatore penso sia passato questo. Cioè ho segnato contro il Parma esattamente dalla stessa posizione, nella stessa situazione, lo riprovo, magari lo rifaccio. Senza vedere che c'era Gabrielino tutto solo in mezzo all'area. Però Piccoli ha talento, può fare sicuramente bene. Grande Gianfri, grandissimo. Sei il primo abbonato, grandissimo. Sei il numero uno. Eh, e quindi, boh, Piccoli si farà, imparerà a giocare bene con la squadra, imparerà a servire i compagni quando è giusto quando è giusto servirli, o a tirare o quando magari i giocatori non saranno in condizione di essere serviti, e quando magari ehm, preferire un'azione solitaria. Poi dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati a il gol di volato da Vlahovic avrà dato ai giocatori la convinzione di fare la sfangata. Vlahovic noi gli dobbiamo fare una statua, perché quel gol avrebbe creato problemi. Sicuramente avrebbe creato problemi. Il 2-0 ehm, il 2-0 in quella situazione avrebbe creato parecchi problemi. Però, fortunatamente, l'ha sbagliato. Ehm, e quindi, senza il gol all'inizio, secondo te, questa partita l'avremmo paradossalmente persa, perché la Juve avrebbe continuato ad attaccare. Non lo sappiamo come sarebbe andata la partita nel caso avrebbe segnato la Juve, cioè non avrebbe, nel caso non avesse segnato la Juventus quando ha segnato. Non lo so come sarebbe andata la partita, perché sì, la Juventus avrebbe continuato ad attaccare, vero, però ricordiamoci che il Cagliari negli spazi... PES, grande PES. Ricordiamoci che il Cagliari negli spazi stava pungendo, eh. La Juventus stava avendo difficoltà nelle ripartenze del Cagliari, e se avesse resistito lo 0-0 fino agli ultimi 20 minuti di gioco, molto probabilmente la Juve sarebbe spinta ancora più avanti, e il Cagliari, con l'inserimento di Gaetano, Luvumbo, avrebbe fatto male. Quindi non è detto. Con l'inserimento di Marin, Gaetano, Luvumbo, forse la Juve avrebbe rischiato nello stesso modo. Secondo me è andata così perché sarebbe andata così anche se anche se non avesse segnato in quel frangente la Juventus. Quindi, poi, eh, dove eravamo? Secondo te Piccoli verrà riscattato? Costa molto, è vero, costa 12 milioni. Costa parecchio, Piccoli. Però, cioè, allora, diciamolo chiaramente, se il Cagliari dovesse voler riscattare Piccoli, dovrebbe vendere un altro pezzo da 90 e fare una plusvalenza bella grossa. Quindi, prima di pensare se riscattare Piccoli, dobbiamo pensare di chi ci possiamo privare per fare cassa e riscattare Piccoli. Perché secondo me, a meno di pazzie, non lo riscatta. A meno di pazzie, non lo riscatta, proprio zero. 0-0, non lo riscatta proprio perché costa troppo, proprio troppo. Eh,
Poi, aspetta, la potevamo vincere anche noi senza il tiro di Obert. O il cucchiaio all'autority di Gaetano, non riuscivo a mezza, ragazzi. Alla fine sì, la potevamo vincere. Però, ragazzi, va bene così. Va bene lo stesso. Cioè, beh, fa specie il fatto che potevamo vincerla. Cioè, questo fa pensare di quanto era in difficoltà la Juventus in quel momento a livello psicologico e di quanto era in fiducia il Cagliari. E io spero che questa pausa nazionali non abbassi l'entusiasmo che si è creato nella piazza di Cagliari. Perché sai, 2 settimane fermi, 8 giocatori partono in nazionale, il gruppo magari si allontana leggermente, magari cala poco a poco l'entusiasmo. La bravura di Nicola adesso deve essere nel tenere il gruppo unito anche dopo che tornano dalle pause nazionali. Perché magari c'è quello a cui va bene in nazionale, c'è quello a cui va un po' peggio e quindi diciamo che la strada è buona e speriamo che proseguano in questa direzione. Poi Rossano ci scrive, ciao Rossano, perché io qua ragazzi lo vedo sgranato perché ah, ok, adesso lo vedo bene. Rossano Cossu ci scrive che la nostra fortuna è stata Empoli, che ha costretto Nicola a cambiare o saltava. Non lo ritengo un buon allenatore, anzi, mi sembra fortunato, ma no, in realtà il lavoro l'ha fatto. Fortunato, non salvi 3 squadre che sono già retrocesse solo con la fortuna. Qualcosa la devi saper fare, quindi no, che non sia un buon allenatore, non penso. Io penso che sia un allenatore valido. Sicuramente non è il miglior allenatore sulla piazza, però per le caratteristiche che ha, secondo me, per Cagliari va benissimo. Ehm, Se fossimo stati sullo 0-0 all'80° non avrebbe fatto quei cambi Nicola. Sì, probabilmente avrebbe cercato di difendere il pareggio. Però non lo sai, perché Nicola si... diciamo che a volte è capitato che mi abbia sorpreso, quindi chi lo sa, magari avrebbe inserito comunque una formazione offensiva senza però scoprirsi o comunque togliere la diga a centrocampo o comunque gli interpreti che arginassero le avanzate della Juventus, quindi poi pensiero sul presunto contatto Savona-Luvumbo, non c'è niente ragazzi, dai, non c'è niente, non c'è niente. È un contatto di gioco, semplicissimo. Eh. Scuffetta a terra, mentre Vlahovic tirava si è sollevato appena ed ha alzato il braccio e gamba, chiudendo spazio porta, facendo sbagliare l'attaccante. È vero, PES. Scuffetta, io non ho capito, siccome ho letto che qualcuno l'ha criticato aspramente, dicendo che è scarso, che non è un giocatore della Serie A, che non è un buon portiere, io a queste persone non saprei, cioè, non saprei in base a che cosa stanno valutando il portiere, perché se noi andiamo all'anno scorso, ha fatto il suo, l'anno scorso, e meno male che c'era Scuffet. Dopo la papera contro il Napoli, Scuffet è diventato scarso, però ieri ci ha tenuto sull'1-1, in 3 occasioni almeno, buone. Ha fatto 3 parate decisive. È ancora scarso, adesso è tornato il portiere forte, dopo la partita con la Juventus. Bisogna dire le cose come stanno. Scuffetta è un buon portiere, non è un portierone, ma non è neanche scarso, altrimenti il Milan non l'avrebbe cercato come secondo portiere da inserire nel frattempo che recuperava chi è che si è rotto, Sportiello. Quindi Scuffetta è un buon portiere. Sergio, non credo che abbiano modo di pensare. Mi sa che ci sono 7 partite in meno di un mese, lo so. Beh, poi tocchiamo anche questo argomento, cioè quanti giocatori si sono infortunati nelle ultime 2 giornate di campionato, o comunque da inizio campionato. Poi trattiamo anche quello. Abbiamo l'obbligo per Gaetano e sono già 6 milioni e mezzo, vero? Zortea fortunatamente è già arrivato a titolo definitivo. C'è anche a dopo che non sappiamo niente se è prestito secco e basta. Non lo so. Quindi bisogna vedere. Ha mai parato un rigore Scuffet? Radunovic su rigori era meglio. Rigori quante te ne escono? 3 o 4 a stagione, 5 contro a stagione. Situazioni di gioco ne hai 5 o 6 a partita. Cioè avere un pararigori
Serve sì, ma fino a un certo punto. Sì, ti può decidere una partita, ma poi la partita te lo decidono anche le parate che fai durante le situazioni di gioco, che sono molto di più. Quindi in prospettiva, se devo scegliere un portiere che magari è un po' più ballerino nelle azioni e nelle situazioni di gioco a palla in movimento, piuttosto che magari para i rigori però, piuttosto che un portiere che magari non para i rigori però nelle situazioni di gioco mi dà più concretezza, io ovviamente scelgo il secondo, quello che mi dà più tranquillità sulle situazioni di gioco, perché poi i rigori c'è anche una componente di fortuna e quindi un rigore le può parare anche per culo. Quindi per quello reputo che Scuffet sia un portiere milione di Radunovic in questo momento. Poi Radunovic si deve ritrovare e probabilmente lo sta facendo a coso, a Bari. Forse è la piazza giusta per ritrovarsi. A dopo è con diritto. Ah no, no, scusate, sto saltando commenti. Scuffetta ha dato solidità, tranquillità al reparto difensivo. È un buon portiere. Parla indirizzo ai difensori, vero Pes? Verissimo. Verissimo. È un portiere che ti guida bene la difesa. Che non è una cosa da sottovalutare. Non è una cosa da sottovalutare. Perché se sei poco a poco. Io ho giocato anche in porta. E se non tiri fuori la voce, la difesa non ti segue. Ti bucano da tutte le parti. Cioè, devi avere le corde vocali grosse come funi come funi di tiraggio e le palle soprattutto, le palle per urlare a giocatori anche come mina, li devi urlare dietro e devi essere convinto dei tuoi mezzi per urlare dietro a uno come mina, capito? Devi essere sicuro di avere ragione, di avere la personalità, devi avere la personalità per farlo e Scuffet ce l'ha. Forse Radunovic non ce l'aveva, non lo sappiamo, però a me non è sembrato che fosse. No, vabbè, con Mina non ha mai giocato Radunovic, quindi non lo sappiamo. Poi Massimo ci scrive che a dopo è con diritto di riscatto a 4 milioni. Se il Cagliari vuole investire 10 milioni, 10 milioni tra Gaetano e a dopo, secondo me quei 10 milioni meglio spenderli per due giocatori piuttosto che uno solo. Un altro attaccante lo troviamo. Quello è. Piccoli. Il punto qual è? Che se tu fai un investimento da 12 milioni, 13 milioni, adesso non mi ricordo quant'è, per riscattare i piccoli, se ti fa le due stagioni giuste, piccoli, dopo 2 anni lo rivendi per 30-40 milioni. È quello. Devi anche pensare in prospettiva. Poi bisogna vedere anche ovviamente le casse della società. Che purtroppo anche quello conta. Contento che Scuffet si stia ritrovando dopo il buio post 2014, ci scrive Alessandro Naccarato. Beh, si stia ritrovando sì a livello italiano, perché comunque quando è stato al Cluj ha guidato la squadra in Europa, nelle competizioni europee che faceva il Cluj, se non sbaglio, con il Cluj ha 8 presenze e 6 clean sheet con il Cluj in Conference League. Quindi diciamo che in fin dei conti si era ritrovato già prima e ha fatto bene il Cagliari a ricordarsi che c'era un portiere come Scuffet che aveva voglia di riscattarsi e tornare nel calcio italiano e ha fatto bene a prenderlo. Piccoli alle vibes di un'acqua fresca. Ha più le vibes di un Nenè, di un Miguel Anderson da Silva, Nenè. Perché comunque se la cavicchia anche con i piedi. Acqua fresca, boh. Acqua fresca era più d'aria. Cioè, se la cavicchia anche a palla al piede. Acqua fresca più di il controllo e tiro. Non era un giocatore che teneva molto la palla. Poi è capitato in un Cagliari in cui c'era Kossu che ci pensava lui a smistare i palloni. Quindi, boh. Non lo so, però io lo vedo più un nenè. A tratti anche l'Arrivei, però. Quando svirgola i palloni è l'Arrivei tutta la vita. Quello. Però è un buon attaccante, è un buon attaccante. Quello non c'è dubbio. Poi ha avuto quei 3-4 svirgolate, ma cioè, ragazzi, capitano a tutti. È il periodo no, è il periodo in cui segni, quindi l'hanno avuto tutti gli attaccanti. Anche Lautaro non riusciva a segnare, stiamo parlando di Lautaro, non stiamo parlando
di giocatori scarsi, stiamo parlando di un giocatore che è forte a livello mondiale, forte forte. C'è il rischio che l'Uvumbo diventi come il Barbo. Massimo, hai detto una cosa giustissima. C'è, il rischio c'è. Il rischio c'è come? Perché c'è il rischio? Perché l'Uvumbo ha fatto la differenza in Serie B. L'anno scorso in Serie A, sì, diciamo, con Papà Ranieri dietro però. Quest'anno senza Papà Ranieri dietro, l'Uvumbino sta facendo un po' di fatica e sta rischiando. Però non lo so, l'Uvumbo ha qualità diverse rispetto ai Barbo. Secondo me può fare meglio di Barbo, decisamente meglio di Barbo. Però deve essere bravo anche l'allenatore a metterlo nelle condizioni di fare bene. E adesso comunque lo stiamo valutando, ma ricordiamoci che sta venendo riadattato. Anche super. Allora, l'Uvumbo Super Sub è super subentro. È, cioè, è una mossa intelligente. Per la rosa che ha il Cagliari è una mossa intelligente. Perché spacchi la partita. In caso di necessità, lui te la spacca la partita. C'hai anche Kingston, però Kingston è molto più acerbo. Cioè, lo butti quando. Cioè, lo butti dentro quando. Magari, non so. Stai perdendo, che so, 2-0, lo butti dentro, o non lo so, sei a fine partita e c'è qualcuno che è stanco e ha bisogno di gambe, allora butti dentro a Kingston. Ma qual è il ruolo di Luvumbo? Qualcuno l'ha capito? È sballottato da tutte le parti, non si capisce niente neanche lui. Per me, io te lo dico, è un'ala, non di più. Adesso sta facendo l'ala tornante addirittura. Ehm, quindi ogni tanto ragazzi mi va via un po' va via un po' l'immagine, ma se non sbaglio l'audio dovrebbe rimanere. Ehm, quindi tecnicamente dovrebbe essere un'ala, almeno secondo me è un'ala. Poi non lo so, perché comunque ogni allenatore poi interpreta il giocatore nel modo in cui ogni allenatore, dicevo, interpreta il giocatore nel ruolo in cui lo vede meglio. Quindi, boh. Per l'Uvumbo sì, un 4-2-3-1 è ideale per lui per giocare sulla fascia, però se tu hai bisogno di coprire, l'Uvumbo non te la garantisce la copertura. Uno come Augello, che era in campo contro la Juventus, te la garantisce la copertura. E quella è la differenza. Per quello poi l'Uvumbo può essere una super sub. Se tu sei sotto e devi recuperare, te lo butti dentro l'Uvumbo. Magari rinunci a coprirti un po', ma siccome stai perdendo e devi recuperare, allora ok, cioè ti sbilanci e ti butti dentro l'Uvumbo che te la può spaccare la partita. È come l'Oristano l'anno scorso. Quindi, che succede? Che succede? Sta vibrando tutto. Allora, così. Quindi, passiamo a un'altra cosa. Ehm, L'Uvumbo non è una prima punta, è una seconda punta o un'ala, ma con compiti difensivi è troppo dispendioso per lui, vero? Mutando dovrebbe farsi un prestito per maturare e giocare di più. Vabbè, Piccoli sembra il Matri dei tempi migliori, il Matri dei tempi migliori se l'è preso la Juventus. È quello. Adesso vi faccio un'altra domanda. Eccola qua. L'Uvumo deve sbloccarsi. Secondo me, una volta che trova confidenza con i gol, aumentano i suoi punti di testa a segnare con frequenza. Sì, l'Uvumo ha bisogno di sbloccarsi proprio. E comunque sì, PES, sono d'accordo con te, è una seconda punta barra un'ala. E fare a ricoprire anche compiti difensivi
una spesa di energie per lui importante, per quello poi non riesce a essere incisivo quando è davanti, quando è su, quando si ritrova a palla al piede e fare, non so, 30 metri palla al piede, gli manca lo spunto, perché? Perché sta correndo all'indietro tutta la partita. Per quello avrebbe bisogno di qualcuno che lo coprisse costantemente dietro. E uno come Obert lo può fare, solo che anche Obert quando sale sa essere pericoloso. Il punto è che quando sale Obert, Luvumbo rimane su, non è che va a coprire Obert che è salito in zona d'attacco. Quindi, cioè, far giocare Luvumbo dall'inizio vuol dire scoprirsi dall'inizio sulla fascia, su quella fascia, a meno che non trovi una soluzione. Per quello dico sì, comunque una volta che trova confidenza col gol aumentano le sue motivazioni a segnare con frequenza. Speriamo, ma lo deve trovare, quello è il punto. Ma che sta sparendo l'audio? Non penso. Mi sentite? Sì. E poi un'altra cosa. Ah, Gatti era da espellere? Vediamo un po'. Vabbè, qui il Nightbot ci ricorda di iscrivervi al canale per supportare questo progetto. Che ovviamente non vi costa niente, iscrivervi e lasciare un mi piace, visto che siete, ho visto una trentina, lasciate un mi piace. E... Poi, vediamo. Gatti aveva palla e stava avanzando mentre Augello allunga gamba e Gatti non se ne accorge nemmeno. Beh, insomma, perché Gatti sì aveva la palla, ma allunga il passo in modo pericoloso. Cioè fa il saltello per andare a mettere, ad anticipare Augello e poi tocca la palla ma poi entra col piede a martello così, è un pestone a tutti gli effetti. Espulsione non era da espellere, anche se in altre situazioni ne hanno espulso giocatori per interventi simili. Quindi, boh, è una situazione abbastanza controversa. Però, allora, se andiamo a vedere il regolamento, non va espulso. Se andiamo a vedere lo storico degli interventi del genere, era da espellere. Perché così usiamo lo stesso ragionamento di Tiago Motta. Visto che ha detto che con Conceição si è creato un precedente, allora andiamo a vedere tutti i precedenti in cui sono stati espulsi giocatori che hanno fatto interventi uguali a quelli di Gatti. Precedenti in questo caso ce n'erano già, eppure non sono stati applicati, quindi che non rompa le palle parlando di creare precedenti. Perché noi per l'espulsione di Gatti siamo stati anche abbastanza zitti. Non è che siamo andati a piagnucolare, dovevate essere in 10. Eh, cosa che la Juventus lasciamo perdere. Sai cosa si potrebbe fare per poter avere piccoli anche l'anno prossimo? Mo che ci sto pensando, si potrebbe chiedere un ulteriore prestito, magari inserendo un diritto di riscatto. Beh, prolungare il prestito potrebbe essere la mossa giusta per il Cagliari. Però se arriva qualcuno che gli offre qualcosa di più all'Atalanta, per esempio un obbligo di riscatto fissato a Toto, e con l'obbligo di riscatto vuol dire che il giocatore poi te lo prendono sicuro e magari riescono a fissare un obbligo di riscatto più alto. Cioè, ci sarà concorrenza sicuramente per un attaccante come Piccoli, questo è quello a cui voglio arrivare. Quindi se il Cagliari riesce a riscattarlo è un bene. Se non riesce a riscattarlo, c'è la concorrenza pronta, per quello l'Atalanta non gliene frega niente. Che riesce a venderlo se non lo vuole tenere in organico è sicuro. Lo venderà sicuramente se non lo vuole tenere in organico. Se lo vorrà tenere in organico, ancora meno il Cagliari avrà possibilità di prenderlo. Però nel caso un ulteriore prestito sarebbe la via migliore. Sì, PES, vero. Sono situazioni
Quanto vale attualmente il cartellino di Luvumbo? Allora, il cartellino di Luvumbo, se non sbaglio, dovrebbe valere attorno ai 15 milioni, non di più. Non più di 15 milioni, perché il giocatore più prezioso dopo Luvumbo è Pratti, che vale 10 milioni. Se non sbaglio, Luvumbo dovrebbe valerne 15, una cosa del genere. Eh, Poi Alessandro ci scrive: altra roba che ha fatto polemica sono i social del Cagliari a fine partita e dire fino alla fine. Fatto bene. E ne dobbiamo subire sfotò. E poi quando li facciamo noi, eh, bisogna fare polemica. Eh, Guarda, Gatto è stato chiellinizzato da bambino. Sì, ha voglia. Ciao Manuel, benvenuto. Lascia un mi piace. Eh, ma sì, sicuramente. Ah, poi era un giocatore. Gatti era un giocatore decisamente. Cioè, è arrivato dal basso Gatti, eh. Gatti è arrivato dalle categorie inferiori, si è fatto le ossa bene, non è un canterano, per esempio. Quindi, insomma, sa picchiare, mettiamola così, sa essere ruvido. Sì, PES, sono d'accordo, il rigore è assurdo. Gatti dà, oltre che ginocchiata, ma non solo, gli dà anche una gomitata nel collo a Luperto. Quindi si prende prima una ginocchiata alla gamba, alla coscia o a bassa schiena, da quello delle immagini che se si sono viste sembrava così. E poi una gomitata nel collo. Oltretutto, prima Gatti spinge anche via un altro giocatore del Cagliari con due mani tranquillamente, proprio lo spinge via. Quindi, cioè, l'errore del VAR non è nell'assegnare un rigore così per il tocco di mano, perché il tocco di mano c'è. L'errore della valutazione è stata di non fischiare il fallo a favore del Cagliari, che era arrivato nell'azione prima del tocco di mano di Luperto. È lì l'errore. La falsa riga dell'anno scorso è un punto a testa dopo il 2-2, sì. L'anno scorso ci hanno rimontato loro, quest'anno li abbiamo rimontati noi. È così. Meno male che non hanno più Chiesa, che ci segnava sempre. Chiesa adesso sicuramente sta molto meglio. È a Liverpool, se non sbaglio. No, all'Arsenal. Dov'è che è andato? Al Manchester. Comunque in Premier. Quindi. Ah, ma lo utilizzo. Allora, il VAR era una cosa. Allora, il VAR era una cosa. Utilissima. Era una cosa che tutti volevano. Sì, sia Enrico che Federico. Enrico Chiesa ci ha fatto anche una doppietta, mi sa, al secondo anno di Serie A con Giampaolo. O forse no, non il primo anno, il secondo anno di Serie il terzo anno di Serie A con Giampaolo. Ci ha fatto una doppietta alla seconda o terza giornata, una cosa del genere. Ehm, il VAR, adesso parliamo del VAR. Così, allora, il VAR, al VAR guardano le posizioni di Valentina Nappi. Probabile che a volte lo facciano, secondo me, per le minchiate che sparano che poi avvengono in campo. Tu vai a pensare che effettivamente stanno dando a video hard a luci rosse. Perché ci sono momenti in cui il VAR non interviene e sarebbe, cioè, obbligatorio l'intervento, mentre ci sono momenti in cui interviene, in cui non sembra esserci necessità e poi magari ti cambiano la decisione sbagliando. Poi ovviamente l'errore umano c'è. Il VAR ti dice solo l'immagine, poi ti fa solo vedere l'immagine, poi l'errore non è che lo fa il VAR, l'errore lo fanno sempre l'arbitro che c'è che sta guardando il VAR o l'arbitro che va a vedere le immagini del monitor del VAR, quindi l'errore è sempre umano. Che fatica la vita da Cagliaritano. Ciao! Ti seguo da un sacco di tempo in realtà su Instagram. Mi fa piacere vederti
Mi fa piacere vederti qua nella mia live. Sto contento. Benvenuto. Eh, Però sì, il VAR comunque è lo strumento, perché poi la decisione viene sempre presa dall'arbitro, quindi dall'uomo, quindi l'errore è sempre umano, non è che il VAR ha sbagliato, sbaglia sempre chi l'arbitro o gli arbitri che sono in sala VAR. Quindi sì, VAR qua, VAR là, però comunque ti fanno vedere le immagini che vogliono e la decisione la fanno passare per giusta anche quando magari non lo è. Quindi il VAR sì, però se è usato con equità, cioè se è usato obiettivamente, oggettivamente, è lì la differenza. Potrebbero anche non usarlo più, tanto alla fine decide l'immagine infatti, quello dico Alberto. I Juventini non accettano mai che se i favori arbitrali sono per le altre ne fanno un dramma e c'è complotto contro di loro, Marotta League, là là. Se invece sono a favore loro tutto va bene, ma è sempre stato così. La Juventus si è sempre, i tifosi almeno della Juventus, non la Juventus. I tifosi juventini sono sempre vittimizzati quando è successo qualcosa contro di loro, però per dirne una, quando è successo il fattaccio di Montari, del gol di Montari, ah no, non ho visto niente, ma l'azione era convulsa, è andato tutto in velocità, cioè sono omertosi, non fraintendetemi, omertosi quando si tratta di favori arbitrali a loro favore. Sono omertosi, non fraintendete quello che dico, eh. Poi potrebbero anche non usarlo più, tanto alla fine decidono l'immagine che ti fa comodo, sì. PES ci scrive che per il VAR devono riscrivere il protocollo. Per il VAR devono riscrivere il protocollo. Per il VAR devono fare un regolamento cioè deve essere un regolamento dettagliato, tanto lo è quello per l'arbitro in campo. Perché altrimenti non cioè si rischia che le mani di chi potrebbe voler controllare nuovamente un calciopoli bis, per esempio, le mani possono arrivare lì invece che arrivare in campo direttamente, le mani possono arrivare lì. Quindi bisogna creare anche un anti-cheat, un anti-hacker, un anti-intrusione anche sul VAR, che secondo me è il prossimo sarà il prossimo oggetto esame di indagini in caso di favoritismi sospetti. Il prossimo strumento o comunque i prossimi bersagli di una ipotetica indagine saranno sicuramente VAR e AVAR, ma intendo ovviamente gli arbitri che fanno VAR e AVAR, perché adesso se qualcuno vuole controllare qualcosa lo fa da lì, interviene, fa vedere all'arbitro quello che vuole, gli dice che decisione prendere, ma anche con un silent check, non glielo fa neanche vedere, gli dice guarda è così, punto. Boh, se vuole intervenire, non ci vuole molto. Alberto, ieri uno Juventino mi ha scritto che secondo lui andrebbe ripetuta la partita, l'ho bloccato istintivamente. Ma veramente quelli che dicono che le partite vanno ripetute, Cagliari e Juventus ce ne sono almeno 5/6 che andrebbero ripetute. Quindi non gli conviene. Big che ti sta più simpatica, in questo momento l'Atalanta, perché adoro Gasperini. Ecco appunto Alberto, abbiamo detto la stessa squadra, l'Atalanta, perché è un outsider però. Se devo parlare di big affermate che mi sta più simpatica, ora la Roma, ma stanno facendo cagate adesso. Cioè io simpatizzavo per la Roma, tranquillamente. L'arbitro dovrebbe usare le telecamere del VAR a suo piacimento, non il fermo immagine. Mi spiego meglio, la prima sezione deve essere a velocità normale, poi magari rallenta ma mai con il fermo. Vero, Sergio hai ragione, il fermo immagine è cioè, quando lo usano fa sempre paura perché il fermo immagine cioè, se la costruisce l'arbitro in testa poi l'azione. Non è mai una realtà che stai rivedendo, è una realtà che ti stai rifacendo tu in testa arbitro.
Quindi è sempre pericoloso usare il fermo immagine. Ciao Wild Forest, benvenuto anche sul mio di canale. Ti vedo sempre quando siamo in diretta con Sporticus, ti vedo sempre a Red Blue Brothers, quindi benvenuto anche qua, lascia un iscriviti, un mi piace se non l'hai ancora fatto, grazie per essere con noi. Anche i commenti di molti juventini su Instagram scrivendo Pecorari non merito risposta. Basta anche con sta storia di Pecorari, cioè non dà neanche più fastidio, diventa ridicolo, cioè fanno ridere loro che lo dicono, a noi non ci tocca neanche più. Infatti il fatto di presentarci con le magliette, con la pecora con scritto Beh dentro rosso-blu è la cosa più matura che un tifoso del Cagliari può fare, o un sardo può fare in questo momento. Quindi io sono orgoglioso di quelle magliette con la pecora e scritto Beh, orgogliosissimo. Gianfranco, sempre PES, ci scrive a me sta simpatica solo il Cagliari e Bolle, altre non esistono. Beh, in realtà il Cagliari tanto fa il suo campionato di bassa classifica, le altre squadre fanno il loro campionato di alta, quindi anche simpatizzare per un'altra squadra, cioè almeno guardare con simpatia un'altra società per come sta lavorando, per il progetto che hanno, è normale. Io, per esempio, a me piace tantissimo il progetto dell'Atalanta, ma per Cassi ha fatto un lavorone, un grandissimo lavoro. E pensare che poteva essere il presidente del Cagliari per Cassi. Peccato, invece ci siamo beccati Cellino. E quindi è così. Vedo un altro commento, ma è uscita solo nella chat che ho io fuori, ma non è ancora uscita nella chat a schermo. Eccola qua. Anche io Lore, è anche bella la maglietta dell'Atalanta e direi peccato per la scritta Lette, perché è bruttissima Lette in rosso, veramente brutta, è un pugno nell'occhio. Erano belle gli anni precedenti le magliette dell'Atalanta, quando erano semplici, nerazzurre, giomma, bellissime, bellissime. Quest'anno il logo Lette un po' disturba. All'Apo è a pecora, all'Apo Elkan con la Transamericana. Sì, per farsi poi il rapimento da solo e chiedersi il riscatto perché ha bisogno di soldi. Che schifo. Lapo. Poverino. Lapo è uno schiavo dell'alta borghesia. Totale. Totale. Quindi, andiamo avanti con gli argomenti che dovevamo trattare, che dovevamo, cioè eravamo in progetto di trattare, sono già alle 7, facciamo un'altra mezz'oretta e poi stacchiamo. Però in questa ultima parte di che cosa parliamo? Allora, Nicola abbiamo detto che è promosso per il momento, penso, no? Quindi andiamo a parlare un po' di... andiamo a parlare di questo. È uscito un po' grande. Lo state vedendo anche voi, vero? Sì. Teoricamente doveva essere fatto... Doveva essere fatto in incognito questo movimento, questo cambio di testo, però... Allora, signori... No, Wild tranquillo, Wild Forest tranquillo. Quando ci sei mi fa piacere, quando non ci sei non fa niente, chiaramente. Contro il Torino la prossima partita schierei piccoli insieme alla Padula. Ma io non toccherei il 4-2-3-1 in questo momento, contando che anche il Torino è in difficoltà in questo adesso, perché hanno perso la prima punta di diamante, e cioè Duvan Zapata. Infatti per quello che il prossimo argomento è infortuni di giocatori di ginocchia. Adesso ne parliamo. E quindi io continuerei a stare sul 4-2-3-1 e poi magari nel caso dovesse servire far entrare la Padula e fargli fare coppia con Piccoli. Oppure se funziona bene il 4-2-3-1, tenere il 4-2-3-1, poi se magari Piccoli dovesse avere bisogno del cambio li metti dentro la Padula. PES ci scrive che Nicola è scaltro. È scaltro, è intelligente Nicola, sa quando deve fermarsi, fare un passo indietro e tornare sui suoi passi e fare qualche cambiamento. E ce l'ha fatto vedere che è in grado di farlo, quindi va bene, per adesso io lo promuovo tranquillamente. Buffon avrebbe detto che l'arbitro ha un bidone della spazzatura al posto del cuore. Buffon avrebbe tirato giù prima un bel calendario ecclesiastico, poi magari avrebbe detto che
L'arbitro aveva un bidone al posto della spazzatura. La mia domanda è sul fondo. Wild Forest ci scrive che la domanda è sul fondo 777 Partners Genoa. Un tuo parere se stai seguendo la storia? Per me seria candidata alla retrocessione diretta. Beh, è un po' il Parma del 2015, cioè 2014-2015. Stanno andando verso il fallimento. Addirittura, da quello che ho capito, è stato messo un amministratore delegato per quanto riguarda le società, che è proprio il suo compito è occuparsi della vendita delle società. Quindi sì, il Genoa è in vendita, il 777 Partners è sul lastrico, perché da quello che ho letto praticamente gli hanno confiscato gli uffici, sono stati pignorati e anche lo yacht del proprietario pignorato. Quindi questa è la situazione della holding 777. Quindi il Genoa è messo malissimo. Le vendite di Gudmundsson, di Retegui e la rottura di Malinowski erano il colpo di grazia. E il colpo di grazia è arrivato. E quindi la Genoa è candidatissima a una retrocessione, come prima retrocessa, a meno che non arrivi qualcuno che compra il Genoa e lo salva così. Ma deve rimettere tutto in ordine prima di metà stagione, perché altrimenti il Genoa è la prima che scende. Ecco, esatto, iniziamo a parlare di in bocca al lupo a Zapata, dico sul serio, sarà davvero colpa dell'arbitro e l'arbitro dei perdenti, ha ragione Alessandro. Grazie alla pesistica sono molto meno. Il fondo 77 venderà il Genoa, non rischia nulla. Bisogna che qualcuno lo compri però. Rigore quando arbitro fischia, grande Boskov, riposo in pace. Sì. Boskov. Vujadin Boskov. Eh, Poi, scusate, mi sono perso leggendo. Volevo dire, infortuni giocatori ginocchia. Infortuni giocatori ginocchia, quello di cui volevo parlare io, ogni tanto, scusate ragazzi, ma la connessione è instabile, purtroppo. E comunque, quello di cui volevamo parlare, adesso rispondo un attimo veloce a che fatica la vita cagliaritano. Con la Juventus vinciamo Coppa Italia 1-0 con gol di Mine e di Susanza sotto la curva a loro. Speriamo. Grande anche tu, ragazzo, che non so il tuo nome, ma grande. Fa piacere anche a me che tu sia qua. Ah, giusto, poi parliamo anche dello stadio. Sono già iscritto al canile. Grazie Alberto. Allora, parliamo un attimo di infortuni giocatori alle ginocchia e poi passiamo a parlare dello stadio. Infortuni ginocchia. Infortuni ginocchia. I Gobbi col dente vedrato all'ottavo di Coppa Italia, che brutta fine. Una volta si giocavano le finali di Champions, ora fanno la guerra al Cagliari. Poverini. Poverini perché sono in fase di rifondazione. La Juventus tornerà grande. È il periodo classico di rifondazione che passa ogni big. Quindi adesso fanno la guerra a noi, ma solo perché sono frustrati e non accettano il fatto che stanno attraversando il periodo di ricostruzione della squadra e della rosa. Quindi è la fase transitoria questo. L'hanno passata tutti, l'ha passata all'Inter, l'ha passata al Milan, alla Roma, eccetera. Quindi e poi la Juventus tornerà a essere la Juventus. Quindi giocatori infortuni ginocchia, secondo me sì, gli impegni sono troppi. Hanno praticamente solo 2 settimane libere all'anno. Basta. Per i restanti 50 settimane i giocatori sono tutte le settimane a caricare sui loro muscoli, sulle loro articolazioni, e perché c'è campionato, c'è chi fa le coppe europee e adesso le hanno aumentate le coppe, hanno aumentato le partite di Champions, hanno inserito la Conference League qualche anno fa, mo vogliono fare la Champions per la Serie B, che è cosa che non faranno secondo me. Più c'è la Nations League, c'è la Confederations Cup. Cioè, ragazzi, hanno ragione i giocatori che dicono che la FIFA se ne sbatte. Hanno ragione i giocatori che dicono che
Giocatori che... scusate, sto leggendo un commento, in più vedo che il mio segnale sta barcollando particolarmente. Mi sembra che l'audio ci dovrebbe essere lo stesso, però vedo che il video è volante. Comunque, dicevo, i giocatori, secondo me sì, hanno ragione i giocatori che dicono che gli impegni sono troppi. Mondiale per club, bravo Alessandro, hai detto bene. Mondiale per club, mondiale delle nazionali aumentate a 48 squadre, quindi vuol dire anche più qualificazioni, più partite durante il mondiale. Sono troppi, sono troppi, non è possibile. È normale che poi scopriano, non è per niente che forse ci sono una quarantina di giocatori che si sono rotti legamenti e crociati nelle queste prime 7 giornate, in questi primi 2 mesi di campionato. Quindi io, secondo me, la causa sì, troppi impegni, troppi carichi sui giocatori. E infatti ha fatto bene Davide e Nicola a dare 4 giorni liberi ai giocatori del Cagliari, perché gli allenamenti li riprendono domani. Ha fatto bene perché i giocatori hanno bisogno di... I muscoli più che altro dei giocatori hanno bisogno di... Jovic, che sia lui... è rientrato dalla sua nazionale per cercare di recuperare. Dispiace dirlo, ma dobbiamo approfittare della situazione. Col Torino sì, e speriamo che Zitto si sblocchi come ci scrive Manuel. Speriamo. Farai una live con Miro di Roma? Non ho mai avuto il piacere di parlarci. Eh, chissà, se ne potrebbe parlare. Se ci fossero, dovessero esserci le condizioni, perché no? Io non ho problemi con nessuno, ragazzi. Non ho uno schieramento, non è che mi schiero con o contro qualcuno. Io con chi ha spiacere di parlare con me di Cagliari, ovviamente sempre nei limiti del rispetto, rispettando ognuno l'opinione dell'altro. Io sono pronto a parlare con chiunque, quindi se ci dovessero essere le condizioni, perché no? Eh, poi Sergio, sono d'accordo con te. Alberto, serve il mondiale per club su quali parametri. Che poi, tra l'altro, per il mondiale per club hanno anche aperto, per i club che partecipano a quel mondiale, hanno aperto una finestra di mercato apposta dal 1° al 10 di giugno per non perdere a zero i giocatori. Cioè, non lo capisco un po' questa cosa, mi è un po'... Cioè, lo capisco, però o lo apri per tutti o non lo apri per nessuno. In NBA le squadre che arrivano alle finals sfiorano le 100 partite in 8 mesi, anche se di 48 minuti ciascuna. Vabbè, fanno... L'intensità è molto più alta in NBA, perché corrono con molta più intensità rispetto a un giocatore di calcio. Cioè, per chi ha giocato sport in campi stretti, come può essere calcio a 5 o tennis, si accorge di quanto sia più pesante a livello di intensità. Anche se lo fai per meno tempo, ma li fai tutti a fuoco quei 48 minuti. Poi in NBA chi lo sa? Io non so quanti si fanno male in NBA. Però, insomma, le sollecitazioni che ci sono alle gambe e alle ginocchia soprattutto in NBA sono diversi perché tu non dai botte. Perché tu comunque quando tiri, quando vai a contrasto, quando vai a calciare, o comunque anche quando vai semplicemente a stoppare il pallone, stai facendo torsioni e stai sollecitando i menischi. Quando tu giri la caviglia così, solleciti i menischi. E non solo. Ogni volta che tu muovi la caviglia in una determinata direzione, stai sollecitando tutti i legamenti, quindi tutti i tendini che ci sono nell'articolazione del ginocchio, a seconda di come poggi poi i piedi in terra. Quindi è normale che nel calcio ci siano più, come nel tennis è più rischioso strogarsi una caviglia quando fai i cambi di direzione a fondo campo, per esempio, fai avanti e indietro quando vai a rete o torni a fondo campo. Nel calcio le ginocchia sono secondo me le più, oltre ai muscoli, sono le ginocchia o tutto quello che comunque viene compreso nell'articolazione del ginocchio, è la parte più sollecitata. Al posto di un campionato da 20 bisognerebbe fare un campionato di serie A a 2 gironi da 12. Ci sarebbero più partite da vedere, ma meno partite a carico di ogni calciatore.
Non saprei, tornerei a 18 squadre a quel punto. Tornerei con la Serie A a 18 squadre. Però sappiamo bene che gli interessi delle squadre che sono in Serie A sono molto più forti di qualsiasi riforma che possa voler fare la FIGC. Dovrebbero creare una unica mega sosta per le nazionali piuttosto che farne una ogni poco. Fare il mese di gennaio. Non sarebbe male fare tanto, siccome in Bundesliga nei paesi del nord fanno la pausa invernale perché è improbabile giocare. Fai una pausa nazionali per un mese, la fai a gennaio che combacia con la pausa che hanno i campionati del nord Europa e sei a posto. E fai le partite e fai la pausa per tutti. Però e nel frattempo il resto dell'anno giochi. Il mio sogno è vedere la primavera disputare le partite nel suo stadio, sfruttando gli abbonamenti dei tifosi. Durerebbero molto prima e per loro sarebbe fantastico giocare con il pubblico e in TV. Ma in realtà in TV ci vanno la primavera, perché sono in diretta su Sport Italia, sempre. Pubblico, da quello che vedo, non ce n'è tantissimo a vedere le partite della primavera, cioè andare a giocare allo stadio per vedere uno stadio vuoto diventa anche un po' demoralizzante per i giocatori, secondo me, Sergio. La vedo così almeno sulla questione primavera. Sicuramente Alessandro su quello non c'è nessun dubbio. Il 15 agosto, se il campionato inizia il 18 agosto, il 20 agosto, il 15 agosto si deve chiudere il mercato. Le squadre devono essere finite, pronte quando inizia il campionato. Cioè l'organico deve essere definito quando inizia il campionato. Non che io gioco così così perché magari domani mi mandano via. Quindi non lo so. No. Quindi andiamo a parlare dell'ultimo argomento. Sono le 7:10. Allora no, aspettate però, che stavolta facciamo così, così. Adesso andiamo a parlare dell'ultimo argomento e poi andiamo a parlare anche di Cagliari Torino. Signori, lo stadio. Lo stadio. Cosa dobbiamo fare con questo stadio? Ce la facciamo a farlo? Non ce la facciamo a farlo? Di chi è la colpa? È un casino. Sono troppe teste che girano attorno alla costruzione di questo stadio. Dove sto andando? No, sto sbagliando direzione, devo venire un po' più al centro verso qua e girare il microfono. Ok. La prossima live forse è meglio dopo cena? Ci penso, perché verrebbe meglio anche a me in realtà. Parla dopo cena. Se la provo mercoledì prossimo. La provo mercoledì prossimo dopo cena e vediamo, faccio la comparazione, a seconda di quanta gente c'è alle 6 o quanta gente c'è alle 9, poi vediamo. Magari alle 21:30 e va bene. Ci provo, la prossima la facciamo alle 21:30. Quindi questo stadio lo facciamo o non lo facciamo? Stavo dicendo, ci sono troppe teste che ragionano su quello stadio. Perché passa dalla società Cagliari, da tutti gli sponsor, dagli investitori, dalla regione, dalla provincia, dal comune di Cagliari, dal CONI, dalla FIGC, dall'Europa e cioè, quanta gente. Sì, anche il Viola Park. Il Viola Park ha fatto, prima di riuscire a pensare di costruire lo stadio, ha fatto in tempo a costruirsi tutte le strutture per la squadra, la Fiorentina. L'Atalanta ci ha dovuto fare 3 ammodernamenti e farla passare per poi fare la ristrutturazione la ristrutturazione reale, l'Atalanta. Ha dovuto fare
ha fatto passare 3 ammodernamenti piuttosto che dire rifaccio lo stadio, ecco il progetto. No, faccio prima il primo ammodernamento, poi faccio il secondo, poi faccio il terzo e così bypasso tutte le cose che servono per fare un nuovo stadio. Ehm, Poi, sto stadio allora da quando l'avrebbe dovuto fare? Forse nel 2030 sarà pronto. Speriamo, perché deve essere pronto entro il 2032 per gli europei. Sullo stadio non ho colpa a Giulini, no, ma infatti non è a colpa Shedao. Ha fatto bene anche incazzarsi a scriverlo su Twitter. Cioè, fatemi sapere se lo vogliamo fare questo, se c'è la volontà di farlo questo stadio, perché altrimenti, cioè, Giulini li ha buttati una cinquantina di milioni in questo stadio, eh. Tra una cosa e l'altra, per non 50, saranno 35, 40, ma e progetti e carte e cazzi, burocrazia, e investimenti, eccetera, e sopralluoghi, e comprallotti di terreno. Cioè, insomma, i soldi li ha messi. E tra l'altro, quando Giulini ha comprato la società, si è beccato anche quei terreni a fianco a Elmas, a fianco all'aeroporto. Che Cellino li aveva presi per fare lo stadio lì e poi ovviamente non gli hanno dato non gli hanno dato il via libera a costruire lo stadio lì perché cioè, sei troppo vicino all'aeroporto, ci passano gli aerei sopra. Quindi, sì, PES, Naccarato, che geni quelli dell'Atalanta, infatti adesso il loro stadio sembra un altro rispetto al vecchio Atleti Azzurri d'Italia. Verissimo Alessandro, ma per caso sappiamo benissimo che è un signore è un signore che sa come muoversi. Non diamo colpa a Giulini per lo stadio perché ovviamente non ne ha purtroppo. Hanno voglia di mangiare Giulini, ma PES non ha senso mettersi a denunciare regione o comune, eccetera. Non ci guadagni niente, anzi ti metti solo contro di più le istituzioni e poi ti ammazzano. E ancora di meno te lo fanno fare lo stadio, cercano tutti i modi per intralciarci, per intralciarti. Anche l'Udinese con la Blue Energy Arena ha fatto lo stesso. È che purtroppo il Cagliari non se lo può permettere perché il Sant'Elia sta veramente crollando a pezzi, non c'è margine per... cioè costerebbe di più una ristrutturazione che buttarlo giù e rifarlo da zero. Quindi il Cagliari per forza è dovuto andare incontro a uno stadio di proprietà rifatto da zero. Wild Forest, non lo so, ma mi sembra di sì, che è stato assegnato a Italia e Turchia all'Europeo 2032. Senza la burocrazia sarebbe un piccolo miglioramento per l'Italia, ma sicuramente sì. Ma per noi, allora, a noi lo stadio servirebbe tantissimo. Utilizzerei un Ipoldomus chiudendo settore per settore e facendolo diventare un bellissimo stadio, si risparmierebbe tantissimo. È un parcheggio però quello, cioè dovresti nel frattempo buttare giù il Sant'Elia e fare lì il parcheggio. Quando il parcheggio ce l'hai già e lo stai distruggendo. Perché l'Unipoldomus è messo lì nel parcheggio. E quello è il vecchio parcheggio, dovreste saperlo, il vecchio parcheggio del Sant'Elia, dove c'è adesso l'Unipoldomus. Che senso avrebbe fare il parcheggio dove c'è adesso il Sant'Elia e trasformare l'Unipoldomus in uno stadio di proprietà? Butti giù il Sant'Elia che tanto lo devi buttare giù lo stesso e lo fai lì lo stadio. E il parcheggio ce l'hai già pronto. Perché secondo me sicuramente costa meno. Cioè, perché tanto lo stadio lo devi costruire lo stesso. Così facendo dovresti anche costruire il parcheggio dove c'è il Sant'Elia. È quello. All'estero, in Germania e in Inghilterra lo stadio si fa subito. Però lì entrano anche grandi investitori. In Germania entra la Bayer, ci sono molti più imprenditori locali che si buttano nel fare investimenti nelle costruzioni degli stadi. Eh, per esempio, in Inghilterra c'è l'O2, che se ricordate era lo sponsor dell'Arsenal di Henry. O2 Arena, ce ne sono 7-8 in tutto il mondo. Quindi entrano anche molti più investitori. Ci puoi contare. Berlusconi l'avrebbe fatto senza battere ciglio lo stadio, ma perché praticamente la burocrazia era a lui.
faceva capo a lui tutta la burocrazia che gli sarebbe servita per costruire lo stadio. Quindi, tra una cosa e l'altra, ovviamente ce l'avrebbe fatta. Scusate ragazzi, ma ho la gola secchissima, vado 30 secondi a prendere un po' d'acqua e sto morendo. Nel frattempo continuate a scrivere poi nei commenti, poi vi rispondo tutto uno dietro l'altro. L'importante per essere uno stadio costruito in 4 mesi è un gioiellino, ma ci puoi contare. Il punto è che comunque è tutto in ferro. È quello. Ho fatto in fretta. In Germania odiano le proprietà straniere, infatti l'Ipsia è malvisto da tutti. Ma io penso che anche a Leverkusen non siano molto contenti di quello che è successo con la Bayer. Anche a Leverkusen sono abbastanza scontenti. Perché comunque a quanto pare avevano fatto anche il servizio alle Iene, se non sbaglio. Avevano lanciato la Bayer, aveva utilizzato pesticidi, aveva utilizzato il glifosato nei campi e quindi diciamo che ha fatto una grande campagna acquisti per il Leverkusen e ha cercato di mascherare, di comprarsi l'opinione pubblica con la squadra di calcio mentre praticamente stava distruggendo il territorio. Cosa che tra l'altro, se andate a vedere il video che ho fatto, ehm, se andate a vedere il video che ho fatto un po' il paragone tra quello che è successo con il glifosato, la Bayer e il Leverkusen e quello che è successo con Giulini, la Fluorsid e il fluoruro. Il fluoruro di... non mi ricordo, comunque il fluoro, tutto ciò che ha a che fare col fluoro. Andate a vederlo, è investimenti nella società di calcio per coprire il disastro ambientale. Lo trovate comunque nel mio profilo. Nel mio profilo comunque di YouTube, nel mio canale. La figlia Barbara Berlusconi voleva fare lo stadio nel 2013, ma Silvio lo impedì, quindi fu colpa di Silvio. E magari c'era qualcosa. Chi comanda il Leverkusen? La Bayern. Quindi la Bayern è quella delle medicine, sostanzialmente, quella. Però mi sembra che è il settore dei, come che si chiamano? Dei fitofarmaci, quindi farmaci per pesticidi, farmaci per come si chiama? Per gli ortaggi, per la vegetazione, per le colture. Quindi per quello il Leverkusen sarebbe vista brutta. E non è sicuramente vista di buon occhio da quella fetta di tifoseria e di cittadini, cioè non di tifoseria, da quella fetta di cittadini che magari non è interessata al calcio o comunque magari di altra fede calcistica. Perché ci sono queste cose sotto che sono, insomma, sono pesantucce, eh. Insomma, l'utilizzo di pesticidi ha conseguenze. Silvio lo impedì. No, l'argomento stadio è sempre stato un tabù. Nessuno ha mai parlato chiaramente dei problemi, sia politici che la società. Nessuno può essere messo al corrente. È vero, non ci dicono effettivamente dov'è che si sta incagliando il processo, dov'è che si sta bloccando. Non ce lo dicono chiaramente. Ci dicono che c'è un altro problema a livello di burocratico, siamo fermi a tale punto, a tale posto, siamo fermi alla regione, siamo fermi al comune, siamo fermi al CONI, siamo fermi qua, siamo fermi al coso ambientale, siamo fermi all'impatto ambientale. È sempre però qualcosa, però non ti dicono mai che cos'è. Per quello sì, l'argomento stadio è un tabù praticamente, cioè nei confronti dell'opinione pubblica è un tabù. Silvio lo impedì perché lo ritenne obsoleto l'intenzione dello stadio di 45.000 posti. Ma il Milan 45 posti? Che cosa te ne fai di uno stadio di 45.000 posti? Hai il San Siro che ti fa 80.000 posti e vai, fa fartene uno da 45.000. O voleva guadagnare di più dai diritti TV? Barbara Berlusconi, ma... il Wolfsburg cos'è? Volkswagen? Sì o no? Wild.
Eh, sì, Volkswagen, certo. Anche quello, i valori degli scavi delle auto completamente manipolati. Anche lì, ma che i tedeschi sono così. I tedeschi quando riescono nascondono le cose. Per quello la Germania poi appare come a livello industriale una grandissima nazione. Perché è brava a nascondere le cose. Poi quando le cose vengono fuori ti fa capire che tutto il mondo è paese quando c'è un'industria dietro. In Italia Cragnotti, Berlusconi e la famiglia Agnelli. Mafia del calcio. Mafia del calcio. Lotito. Cioè, insomma, loro io li ritengo mafia del calcio. All'estero fanno stadi come se piovessero. In Italia di impianti nuovi negli ultimi anni ricordo Juventus e Frosinone. Basta. È vero, non te lo fanno fare. Cioè, molli prima. Cioè, se un imprenditore pensa solo a voler fare uno stadio, una volta che si informa su tutto quello che deve affrontare dal progetto a effettivamente iniziare a costruirlo e anche finire di costruirlo, perché poi non è detto che ci riesci a finire di costruire, cioè non ci pensano, poi cambiano idea, non lo fanno più lo stadio. Noi abbiamo la fortuna che abbiamo una dirigenza, un presidente che sta perseverando e sta tenendo duro per la situazione stadio, che non è da sottovalutare perché un altro avrebbe già mollato. In Italia si pensa al verde, sì, al verde dei soldi. Lorenzo, hai visto il Genoa rischia il fallimento? Occhio a questi mega progetti che sono bla bla bla. Vero, vero, ma non solo, occhio anche a questi fondi. Tutti questi fondi, queste holding. Sono pericolosi perché poi succede quello che poi magari rischiano di essere scatole vuote. Rischiano di fare il passo più lungo della gamba e ritrovarsi così. Occhio anche alla Roma. Io adesso vi dico occhio alla Roma perché? Perché i Friedkin si sono comprati anche l'Everton. E quando una società, una holding così investe su altro, o l'investimento gli serve per rientrare da una grossa perdita, il che è probabile, oppure hanno effettivamente abbastanza solidità per comprarsi un'altra squadra. E il confine tra le due cose è veramente quasi nullo, eh. Quindi, sì, 45.000 posti per una big ci sta, però se hai già il San Siro, sarà per non condividerlo con l'Inter. I fondi sono taccagni, non spendono. 45.000 posti per una big. Sì, vabbè, tanto ormai la gente non si preoccupa più di non poter andare allo stadio se è tutto esaurito, perché comunque la può vedere in TV la partita. È che magari qualcuno vorrebbe... dipende dalla partita, quegli 80.000 posti li riempi. È quello. Almeno la Roma spende mentre Cardinale non spende. Pallotta era un presidente discreto ed è stato cacciato in malissimo modo. Non mi pare che la situazione sia così migliorata con i Fredrik. Secondo me è peggiorata. Il fondo del Genoa, tipo 5-6 squadre tipo Hertha Berlino, sono tutte alla canna del gas. Vero? Vero, hanno messo una persona che si deve occupare di vendere le società. Perché al presidente della holding hanno già confiscato tutti gli uffici del fondo, gli uffici, quindi tutta la sezione amministrativa e in più anche il suo yacht personale. Quindi praticamente gli stanno iniziando a pignorare le cose, vuol dire che sei proprio indebitato parecchio. Il che vuol dire che la situazione è bella che grave, bella che grave. Il Genoa rischia non di trovarsi in Serie B l'anno prossimo se non la compra qualcuno, rischia di trovarsi in Serie D. Cioè rischia di fare la fine del Chievo, eh. Sì, stavo per dire la stessa cosa, Alessandro. Un Manenti che ce l'ha fatta. Com'è che si chiamava quella di Manenti di Coso? Iniziava con la M il fondo suo. Se ve lo ricordate, scrivetelo nei commenti come si chiamava il fondo di Manenti, il presunto fondo di Manenti. Ho l'impressione che il calcio italiano sarà dominato dal Napoli, il Milan con Cardinale.
L'Inter in mano ai fondi, il futuro sarà del Napoli. Il Milan con Cardinale, l'Inter in mano ai fondi, il futuro sarà... Mappi, bravo Alessandro, la Mappi Group. Il futuro sarà del Napoli. Il Napoli ha una bella... Il Napoli ha una bella stabilità societaria. Perché De Laurentiis ha sempre fatto quello che voleva e non ha mai sentito ragioni e ha sempre poi alla fine si è rivelato l'unico che praticamente ha dato continuità a una società. Ha preso Oriali, che comunque è una persona che averlo nella dirigenza dà comunque lustro, è comunque una persona che dà una visione di un certo tipo alla società. È un volto noto, è un volto conosciuto, è un volto stimato e quindi trasmette serietà. I soldi ci sono e gli appitico su fallimento. Mappi Group. Ed è un rischio. È un rischio perché metti a repentaglio veramente tanto. Ma un altro esempio è lo scandalo Parmalat. Quando era scoppiato il caso Parmalat, stiamo parlando nel 2004? 2003? 2003-2004, scandalo Parmalat. Verissimo, Alessandro. Per quello a chi dice Giunini di andare via, cioè insomma, almeno, cioè, andare via, magari fatti da parte e metti a lavorare qualcuno di competente sulle cose di campo. Però per quanto riguarda l'azienda, rimani e continua a gestirla così perché va bene. Prima che arrivasse De Laurentiis il Napoli era come un Cosenza qualsiasi. Beh, sì, era in Serie C e stava messo malino per il decadimento che ha avuto a fine anni 90. Poi è arrivato De Laurentiis e... Il Nightbot ci ricorda, ragazzi, per chi non è iscritto, iscrivetevi al canale, è gratis, non vi costa niente. Lasciate un mi piace che fa sempre... fa brodo. Servono i mi piace perché così YouTube spinge il mio canale. E possiamo raggiungere altri tifosi del Cagliari, possiamo raggiungere altre persone, anche tifosi non del Cagliari, che magari possono venire a dirci la loro qua nelle live o comunque nei commenti sotto i miei video, che un punto di vista alternativo può essere sempre importante e quindi poi se volete supportarmi c'è chi come Gianfranco che ha fatto è stato il primo abbonato di questo canale e quindi c'è l'abbonamento a 99 centesimi perché mi vuole offrire un caffè, 99 centesimi dura un mese, l'abbonamento è mensile e basta. Non ci sono grandi, cioè per essere onesti totalmente, con l'abbonamento non ci sono grandi non ci sono dei profit per te che ti iscrivi. Grazie Gianfra. Stavo parlando proprio di te, del tuo abbonamento, che è il primo, che non dà grandi vantaggi, però a me aiuta tantissimo. Sono quei 99 centesimi che uno tu, uno lui, uno l'altro, a me fanno una entrata extra, a voi e una piccolissima uscita. Quindi per chi si volesse abbonare a 99 centesimi, altrimenti chi vuole fare una cosettina, una tantum, sempre per chi vuole, non è che ve lo sto chiedendo, c'è a disposizione, ve lo dico, ci sono le donazioni con la funzione super chat, voi schiacciate lì dove c'è la chat, schiacciate il dollarino e fate l'offerta che volete. Anche un euro c'è, un euro, 2 euro, quello che volete. Se vi fa piacere e se potete, soprattutto, altrimenti tenetevi i soldi. Non voglio soldi di chi non può spenderli. Per chi fa piacere e vuole supportare il progetto anche attivamente, ci sono anche le donazioni. Basta, ho finito la pubblicità. Torniamo a leggere i commenti. Il problema del calcio italiano è Platini, il fair play finanziario. Però la FIFA non può neanche permettersi di vedersi, cioè di sbilanciare troppo cioè di trovarsi squadre che vincono tutto in Europa, però hanno magari 100 milioni, 120, 150 milioni di debiti, che è una cifra anche bassa, ma 1000 milioni di debiti, per esempio. Non è che si può permettere di avere squadre con
Va bene, Gianfra, quando capita il caffè è offerto. Quindi il fair play finanziario secondo me serve. Perché il il mercato selvaggio era pericoloso. Lottito. E Lottito purtroppo paga il fatto che ha un caratteraccio. Perché se avesse un po' più di tatto e un po' più di contatto con i tifosi, gli vorrebbero bene a Lottito. Però purtroppo è stronzo. Prima del fair play finanziario le squadre italiane compravano campioni, la Roma comprava Battistuta, Emerson, Summer, ma sono cambiati anche i prezzi, sono cambiati gli equilibri. L'Italia prima del calcio, cioè era in crisi, quando comprava i giocatori non è che era in crisi a livello societario, adesso è in crisi anche societaria, a livello di società l'Italia. Cioè, a livello economico statale è in crisi l'Italia, non è solo una situazione del calcio. Semplicemente i soldi che girano nelle società sono di meno. Il fair play finanziario è stata una maledizione per il calcio italiano, ma boh, non sono molto d'accordo sul fatto del fair play finanziario, secondo me è necessario. No, non faccio parte dello staff, cioè staff, diciamo che sono un collaboratore molto vicino a Sporticus. No, così, mi hanno accolto e per quello bisogna ringraziare Andrea di Vikings Club Danimarca, che è stato lui a metterci in contatto, quindi ricordatevi di andare anche al Club Vikings Danimarca a lasciare un mi piace alla loro pagina Facebook. Ehm, il gap con le competitor molti campionati come Germania e Francia si potevano permettere di spendere di più, avevano società dietro che avevano più possibilità di spendere, quindi il gap è finanziario ma non per il fair play, perché semplicemente loro hanno più fondi, hanno più stabilità finanziaria. Eh, Poi il fair play finanziario ha aumentato le misure del gap. Ah, ecco, le competitor, sì. Saranno affari delle squadre, mica della FIFA. Ma se io, ad esempio, spendo soldi a mio piacimento in un'azienda, l'azienda è mia. Sì, però poi se vai in fallimento, eccetera, la FIFA è tenuta a intervenire. È quello il punto. E la FIFA non si può permettere di intervenire per salvare le squadre, per tutte le squadre. Per quello ti dica, piuttosto che intervenire per salvare determinate società, perché se una big va in fallimento, togliere una big vuol dire togliere una grande fetta di introiti alla FIFA, alla UEFA, per diritti, per tutto quello che vuoi. Quindi la FIFA si impegnerebbe per salvarla, ma siccome non vuole spendere soldi per salvarla, ha messo il fair play finanziario così previene che una società possa fallire perché spende troppo e poi si dovesse ritrovare a spendere per risanarne i debiti o comunque salvarla dal fallimento. Questa è la situazione, almeno secondo me il ragionamento che ha fatto la FIFA è questo. Stiamo anche sforando di 10 minuti, ma non fa niente. Dai, facciamo altri 10 minuti, facciamo 8 meno un quarto e poi stacchiamo, dai. Però purtroppo la situazione non è delle migliori a livello finanziario, a prescindere che tu sia in Italia o no. Arrivando un altro commento, l'ho visto nell'altra chat. Adesso dovrebbe uscire anche schermo. Le big possono rimanere a galla con milioni e milioni di debiti e poi le piccole falliscono con pochi milioni di debiti. È la verità. Perché poi hanno... Ma non esiste che se una squadra spenda soldi per migliorare la squadra venga penalizzata, squalificata dalle coppe oppure multe. Perché quello che dice la FIFA è tu spendi per migliorare la tua squadra, ma te lo devi poter permettere di spendere per migliorare la squadra. Perché non è che spendi soldi che non hai e poi magari gli investimenti ti vanno male e ti ritrovi a chiedere soldi alla FIFA. Quello è il punto. Le big hanno milioni e milioni di debiti perché comunque hanno competizioni europee, guadagnano sempre il piazzamento, quel piazzamento di base in Europa, in campionato, sia in patria che in Europa, hanno quel piazzamento tipico che quindi gli dà un indice di credibilità maggiore.
sta tutta lì la differenza, secondo me. C'è un indice di credibilità o di affidabilità per i conti delle squadre che ti permettono di fare più debito. E quindi ha magari un po' più. Cioè, guardate il Barcellona. Il Barcellona è in condizioni scandalose a livello di finanze. Eppure ancora fa i colpi. Ha preso Dani Olmo con difficoltà, ma ha preso Dani Olmo, uno dei migliori giocatori dell'Europeo. Per quello dico, ci sono club che hanno più affidabilità, perché tanto in economia vale tantissimo l'affidabilità. Per esempio, la borsa si basa praticamente per la maggior parte delle cose sull'affidabilità di una società. Quindi per dire sui movimenti che fanno se sono affidabili o no, quindi cioè, l'affidabilità, la credibilità di una società conta molto, secondo me, per il fair play finanziario e l'indice di liquidità che ti viene assegnato dalla FIFA. Così una squadra come farà a rinascere se non li fanno spendere? Ad esempio la Fiorentina come farà a lottare per lo scudetto e migliorare? Plusvalenze, è l'unico modo, plusvalenze, hanno portato a far girare soldi, hanno portato il calcio a far girare soldi il più possibile. Cioè, quello è il fair play finanziario, oltre a tutelare la FIFA, ha portato a far girare più soldi possibile, cioè a valorizzare i giovani, a cercare di, cioè è un'autoalimentazione, cercare di far girare più soldi con le plusvalenze e quindi creare più ricchezza alla fine sempre nel calcio, che poi torna sempre alla FIFA poi. La ricchezza nel calcio poi in un modo o nell'altro torna alla FIFA, Quindi il circolo è sempre quello, Cioè, il giro è sempre lo stesso. Una squadra per rinascere ci deve mettere. Guardate l'Atalanta quanto ci ha messo. L'Atalanta ha iniziato, cioè ha fatto un ciclo di 12 anni e facendo, non sbagliando un colpo o sbagliandone comunque pochissimi. È riuscita ad avere 400, quant'è? 200-300 milioni di positivo. Quindi, come fa? Ci vogliono anni. Non è che da una stagione all'altra diventi una big. L'hanno reso difficile diventare una big adesso. È quello. Poi se non hai le strutture, diventare una big diventa complicato. E per diventare una big devi farlo molto gradualmente. Devi farlo proprio piano piano. Guardate, l'Atalanta si sta affermando, ma c'è 10 anni che tra una cosa e l'altra ci sta provando. Visto che c'è un altro, ho visto che c'è un altro commento. Plusvalente spesso distruggono le squadre e la Roma è diventata mediocre perché vendeva i giocatori. La Roma poteva vincere lo scudetto con Garcia. Ma il punto non sono le plusvalenze che rovinano le squadre, sono gli acquisti sbagliati. Il farsi prendere da mi compro quel giocatore perché è forte, senza magari guardare effettivamente a quanto è compatibile col progetto della tua squadra. Quello è quello che frega le società. Avere un direttore sportivo con i piedi per terra, che è in perfetta sintonia con l'allenatore, col progetto tecnico. Perché prendere nomi non porta a niente, come abbiamo visto che è successo a Cagliari, quando è iniziato a prendere. Cioè, sì, ti portava alla salvezza, Giulini voleva sempre fare una grande squadra, comprava nomi, però puntualmente arrivava una salvezza anche risicata a volte. Quindi, insomma, comprare nomi è l'errore più grande che può fare una società che ha soldi di plusvalenze. Poi i giocatori li devi vendere, altrimenti non hai i soldi per fare mercato. Quindi, secondo me, sono le scelte scellerate che rovinano le squadre. Lo stadio di Bergamo praticamente sarà costruito il presidente per Cassi. Certo. La Roma ha venduto Pjanic, Nainggolan, Salah, Dzeko e si è trovato con Cristante e Nzonzi in 2 anni. Ma Cristante era un ottimo prospetto in realtà. Purtroppo poi non si è confermato. E quello è il problema. Pjanic, Nainggolan, Salah e Dzeko li ha monetizzati, ha sbagliato poi gli investimenti successivi purtroppo. E non tutte le ciambelle escono col buco, anche l'Inter ha fatto grandi campagne.
Tutte le squadre hanno comprato bidoni e si sono ritrovati a passare da uno squadrone a una squadra. Guardate l'Inter del triplete. Dopo 3 anni era un'Inter disastrosa. Dopo 3 anni dal triplete l'Inter ha perso. 4 anni dal triplete l'Inter ha perso 4-1 in casa contro il Cagliari di Zeman che è retrocesso. Ed era l'Inter di Nagatomo, di Guarin, Osvaldo davanti. Osvaldo era anche fortino, però non per gli standard dell'Inter del periodo. Cioè, l'Inter ha fatto lo stesso errore. Ha venduto plusvalenze, ma poi ha fallito a livello progettuale. Monkey fu la vera rovina della Roma. Monkey, quando stiamo parlando? Subito dopo Di Francesco o subito prima? Non mi ricordo. Poi purtroppo i mercati, lo sapete, ci sono quelli che ti vanno bene e quelli che ti vanno male. Lì c'è bravura e culo del direttore sportivo e gli scout. Gli scout sono fondamentali. Anche il Milan 2 anni dopo lo scudetto di Allegri da Ronaldinho, Ibrahimovic, Balotelli, Shaarawy, Montari, Montolivo, Nocerino, che neanche mi dispiacevano in realtà, però non erano sicuramente allo stesso livello. 2 anni dopo lo scudetto. Anche il dirigente spagnolo è arrivato dopo Sabatini, è rimasto tutta l'era di Francesco. Di Francesco. Devono ringraziare che Di Francesco ha fatto tanto a Roma. La rimonta contro il Barça è un pezzo di storia. Però poi da lì in poi la Roma è andato diminuendo costante. Va bene ragazzi, dai, sono le 8 meno un quarto. Io direi che abbiamo parlato abbastanza. Per oggi la live la chiudiamo qua. Poi, se è il caso di fare un'altra live settimanale, potremmo anche pensare di farla. Perché io i risultati che vedo sono buoni, ragazzi. Quindi facciamo un altro ringraziamento a Gianfranco Pes perché si è abbonato e supportare attivamente questo progetto. E poi niente, ci risentiamo presto. In settimana, non lo so, domenica cercherò di far uscire Cagliari Calcio Story, l'episodio della stagione 2010-2011. Poi partita non ce n'è, magari faccio, boh, non lo so, un piccolo. Non lo so, non volevo parlare della nazionale, però boh, magari vediamo. Magari parliamo un po' della nazionale. Che è intrigante questa nazionale. Quindi magari per la prossima live parliamo della nazionale. Anche. Facciamo dopo. Mercoledì. Dopo i 2 impegni della nazionale parliamo un po' della nazionale e di Cagliari-Torino che sarà la partita subito dopo la sosta, settimana prossima. Quindi io vi ringrazio per averci seguito, per avermi seguito e vi ringrazio per aver partecipato. Siete un pubblico fantastico perché non lasciate mai la chat vuota e siete fantastici, vi adoro. Grazie di tutto, ricordate di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace, per chi volesse di abbonarsi 99 centesimi, neanche un caffè, oppure di fare se vuole una donazione con la super chat, super grazie che ci sono sotto tutti i miei video, che c'è il cuore col dollaro dentro. Se vi fa piacere 1 euro, 2 euro, va benissimo, è tutto oro che cola per me, o grasso che cola si dice, però visto che stiamo parlando di soldi parliamo di oro. Niente, quindi vi ringrazio e terminiamo qui questa live stream. Ciao a tutti, buona serata, buona cena, buonanotte.